Buonasera a tutti, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Friuli Chiama Mondo, un progetto che è nato qualche anno fa, eravamo in pandemia, avevamo bisogno di andare a conoscere e a capire come se la passavano i friulani all'estero in quel momento così difficile e che poi è decollato. Grazie alla collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo siamo partiti a conoscere una rete di giovani che poi sono diventati ambasciatori della nostra terra e ora addirittura riferimenti per tutti coloro che sono interessati alla mobilità internazionale. Un progetto che cresce, che continua e lo fa grazie all'unione e al lavoro condiviso di tutte le associazioni dei corregionali all'estero della nostra regione. Allora saluto come capofila Loris Basso. Buonasera, ma do il benvenuto anche per la prima volta qui nei nostri studi anche appunto a Pamela Rabaccio, vicepresidente dei Giuliani nel Mondo, e a Luisa Forte, vicepresidente invece delle Fasce Pordenone. Buonasera. Benvenuti a tutti. Prima di andare anche a presentare chi è collegato con noi, Loris, da dove arrivi? Tu arrivi sempre da qualche parte, da qualche viaggio esotico. Da dove arrivi ora? Innanzitutto buonasera e mandi a Doci Furlangs, che dice che sono sparnizzati intorno al mondo. Sì. Ed è un piacere conoscere e incontrare tanti friulani. L'ultima esperienza è stata all'Australia, alla convention continentale dell'Australia, dove abbiamo incontrato tutti i fogolars australiani, assieme anche al presidente del Consiglio regionale Bordin. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere queste importanti realtà, non solamente i grandi fogolars Furlangs dell'Australia, come dicevo, ma anche i consolati, le camere di commercio e i tantissimi giovani che stanno facendo delle esperienze, quella mobilità professionale che stiamo con questo progetto condiviso. Quindi ringrazio la Regione per aver finanziato questo nuovo progetto. Assieme a tutti gli altri enti dei corregionali all'estero cerchiamo di essere dei bracci operativi della Regione. Perché come dicevi bene tu Giorgia, e ringrazio per aver colto l'opportunità addirittura 4 anni fa, nel periodo della pandemia, di metterci in contatto con i tanti giovani emigrati, c'era la necessità di fare un punto di sintesi. Avevamo il problema della Brexit, avevamo il problema della pandemia e quindi c'era questa necessità di mappare, di capire dove sono questi giovani, e quindi è nata questa rete grazie alla collaborazione, come dicevo, degli altri corregionali, degli altri enti dei corregionali e del coordinatore di questo lavoro, Luigino Papais, che ringrazio veramente tanto. È nata questo gruppo di giovani, siamo giunti ormai a un centinaio di iscritti ed è un motivo di incontro, di relazione, di sapere dove sono, per dare la possibilità anche ai nuovi futuri emigrati di avere dei contatti, delle relazioni. 4 anni fa abbiamo iniziato a distanza, 3 anni fa ci siamo proprio trovati qua al Dacia Arena con un incontro appunto per conoscerci. Era importante conoscere e relazionarsi, creare un gruppo di lavoro. Questo gruppo di lavoro ha portato 2 anni fa a un bel incontro, come questo era il tema, degli ambasciatori nel mondo delle attività culturali della nostra regione, quindi la promozione attraverso i giovani nel mondo di Mittelfest, di Gorizia 2025, e quindi anche grazie al Presidente Petiziol per averci dato questa opportunità di far conoscere le nostre attività culturali. Quest'anno invece cerchiamo di far emergere questa volontà di questi giovani, questo gruppo di giovani, di essere ambasciatori, accompagnatori dei giovani che vogliono fare questa esperienza all'estero, che è importante, ma con l'obiettivo poi di rientrare in patria. Esatto, è così. E questi ragazzi, io veramente non mi stanco mai di dire che sono importanti. È importante la loro adesione così spontanea, entusiasta a questa idea di rappresentare il Friuli Venezia Giulia nel mondo e ad essere di aiuto ai ragazzi del Friuli Venezia Giulia che vogliono esplorarlo, questo mondo. Allora vado a salutarli, abbiamo 3 ottimi rappresentanti della rete giovani collegati con noi. Allora parto da Bruxelles, dove c'è Jacopo Piemonte. Ciao Jacopo. Buonasera Giorgia, buonasera a tutti in studio, grazie infinite per l'invito. Poi andiamo in Irlanda, anche lì c'è un fogolar e c'è la coordinatrice tra l'altro di quello che sarà un evento di cui parleremo tra un po' a Udine nei prossimi giorni, che è Valentina Settomini. Ciao Valentina. Buonasera a tutti. Tutto bene? Temperatura in Irlanda?
Meno basse forse che da noi, ma molto più ventoso e più freddo. Abbiamo appena avuto un'emergenza di vento arancione, come lo chiamano qua, molto forte. Ah bene, ok, sappiamo bene di cosa parlate perché anche noi quest'anno con le emergenze, ma andiamo, attenzione, ancora più in su, andiamo al Fogolar di Islanda, dove è collegata per noi Lucia Odorico. Ciao Lucia! Ciao, buonasera a tutti quanti, in studio a casa, buonasera. Ipotetica temperatura in Islanda? Ma inverno inoltrato, neve a go-go, vento come dicevano dall'Irlanda, anche qui non manca mai. Dai, si sta sicuramente un po' più caldini in Italia. Va bene, dai, stiamo un pochino più caldini qui, assolutamente. Allora, adesso vengo a farvi un pochino raccontare le vostre storie. Prima volevo coinvolgere anche le due vicepresidentesse, anche intanto per capire com'è questa collaborazione. Partiamo da Pordenone, dalla rappresentante di Pordenone. Com'è questa collaborazione fra varie associazioni, fra vari enti, a rappresentare in qualche modo l'intero Friuli Venezia Giulia con i nostri ragazzi nel mondo? Beh, diciamo che è un'esperienza molto, molto intensa e molto importante, perché finalmente si comincia anche a pensare, no, dei progetti condivisi che possano portare un contributo più forte per il fatto di essere condivisi. Il partire dai giovani diventa essenziale nel momento in cui le nostre associazioni, i nostri enti hanno bisogno di rivolgersi a questa nuova emigrazione con delle proposte che siano utili e significative. Abbiamo a che fare con giovani che non sono giovanissimi, sono giovani adulti che hanno la loro vita, che hanno le loro attività, la loro famiglia e si mettono al servizio anche di altre persone e per questo noi li ringraziamo moltissimo e diciamo all'estero l'etichetta Ente Friuli, Pordenonesi nel mondo, Giuliani si percepisce di meno. Si percepisce molto meno. Sì. Quindi mettere insieme le energie, mettere insieme le forze per diventare noi un aiuto per loro, ma a questo punto sono molto di più loro una risorsa per noi e anche per la nostra regione. E quindi è una scelta che funziona, che vale. Ecco. Pamela, abbiamo incontrato i Giuliani nel mondo a Bruxelles l'anno scorso, più o meno un annetto fa, sono davvero tanti, ma sono appassionati e legati alla loro città. Sì, a Bruxelles diciamo, abbiamo un circolo abbastanza forte che fa tantissime attività culturali. Per riprendere quanto si diceva prima, io sposo appieno questa attività di fare sinergia tra i vari enti regionali. Trovo che questo essere global sia un po' la chiave del futuro, perché assieme riusciamo sicuramente a essere più forti, raggiungere più persone e vedo che anche nei vari circoli del mondo tendono un pochino anche a collaborare, quindi i vari circoli alla Barda con i vari Fogolar, per cui manteniamo sì la nostra peculiarità, però possiamo farlo anche un'attività assieme come questa che, come vediamo, sta avendo grande successo. Ecco, tra tutti i triestini a Bruxelles c'è anche Jacopo. Jacopo, che non è triestino, ma ci racconti, so che poi avete anche delle discussioni in tema calcistico spesso, ma ci racconti Jacopo brevemente, che cosa ti ha portato lì? Grazie Giorgia. Allora guarda, io sono un avvocato, quindi lavoro in uno studio legale. Il primo stage che ho fatto a Bruxelles risale al 2008 e successivamente mi sono trasferito a Milano a lavorare presso lo stesso studio legale in cui avevo per l'appunto fatto il primo stage qui a Bruxelles. Successivamente ho lavorato per un 12-13 anni a Milano e poi dopo ho sentito la necessità di ritornare all'estero, ho fatto un master presso l'università qui a Bruxelles e successivamente ho riniziato nuovamente a lavorare nello studio in cui per l'appunto avevo iniziato la pratica a Milano. Quindi sto lavorando per lo stesso studio qui a Bruxelles, mi occupo tendenzialmente di temi legati alla protezione dei dati personali, quindi del famigerato GDPR e anche di nuovi regolamenti quali quello dell'intelligenza artificiale.
Quindi diciamo è stato un tentativo, riuscito a questo punto, di spostarmi all'estero in un contesto però, come dicevate voi, molto, in cui ci sono molti friulani e molti triestini. E mi piace ricordare che proprio nel 2021 ho avuto l'onore e il privilegio di partecipare al primo evento organizzato dalla rete, nella quale per l'appunto credo che ci siano poste un po' le basi per questo progetto che ritengo assolutamente vincente e che mi ha consentito di entrare in contatto con moltissimi corregionali, e a nostra volta stiamo dando noi una mano a tutti i corregionali che vogliono trasferirsi all'estero. Quindi direi assolutamente un'iniziativa encomiabile e che per adesso ritengo di assoluto successo. Quindi ti piace questa rete, insomma, ti fa sentire forse anche un pochino di più a casa? Assolutamente, confesso che i primi corregionali che ho conosciuto qui a Bruxelles li ho conosciuti attraverso questa rete. Come dicevate voi, c'è una buona presenza di triestini e di giuliani, però riusciamo ad andare d'accordo tutto sommato. Come avevo avuto occasione di dirti in qualche altro collegamento, siamo anche andati a vedere qualche partita dell'Udinese insieme, quindi assolutamente il progetto ha funzionato. Bravo, ottimo, mi sembra buono anche questo risultato da evidenziare in tutto il progetto. Allora, invece, Valentina, a te che cosa ti ha portato in Irlanda? Dove sei esattamente? Sono a Dublino e ci sono arrivata per lavoro, come praticamente tutti qui. Per caso un'amica che avevo conosciuto a Bologna era già qui, mi aveva fatto sapere che c'era un'apertura nella sua azienda, ho mandato il curriculum pensando che non mi avrebbero chiamata, invece in 3 settimane dall'invio del CV ero partita, quindi molto veloce. Lì c'è una comunità, insomma, in quanti siete ad avere origini, diciamo, del Friuli Venezia Giulia? Non ho numeri esatti, sicuramente ci sono diverse decine di persone. Ero più in contatto in passato, non abbiamo numeri precisi, sono varie decine di persone in varie aziende. Ok, quindi comunque ce ne sono. E tu invece che cosa pensi della rete, che cosa ti dà e che cosa ti consente anche di essere per gli altri questa rete? Beh, è stato sicuramente un modo di fare delle amicizie e anche un modo di conoscere il territorio. Quando era stato fondato il Focolare d'Irlanda abbiamo organizzato un po' di attività che ci hanno portato in contatto, non lo so, con l'Istituto Italiano di Cultura piuttosto che col Trinity College, o anche comunque, che ne so, scoprire che c'erano delle persone local che avevano origini dalla regione, che avevano a che fare col mondo dei mosaici. Alcune persone della scuola di mosaico nostra erano venuti a Parigi e da lì erano stati commissionati dei lavori in Irlanda. Per cui un bel modo di tenersi in contatto con casa e scoprire il territorio. E ovviamente dare un supporto alle persone che poi possono voler venire e che possono volere delle informazioni. Assolutamente. Lucia, invece tu come sei venuta in Islanda? In realtà siete in due, allora, giusto? Mi scusi? In realtà siete in due, non sei sola in Irlanda. In Islanda, scusa. Il mio non ha potuto partecipare quest'oggi. Davide, lo salutiamo. Sì, Davide, lo salutiamo. La nostra storia è un po' diversa, nel senso, noi abbiamo partecipato inizialmente, io in particolare ho partecipato al servizio civile europeo per viaggiare un po', per vedere cosa c'era al di fuori della mia regione, e sono finita in Russia, dopodiché, questo appunto, grazie al servizio civile europeo, ho conosciuto tutta la realtà dell'Erasmus Plus, della mobilità internazionale giovanile, e sono finita in Islanda con uno Youth Exchange, ormai 12 anni fa, e le cose si sono un po' evolute da lì, non ho mai avuto, è stata un po' la vita che ha portato a questo, e grazie alle possibilità che appunto queste iniziative come il Youth Exchange e tutti i progetti internazionali rivolti ai giovani danno la possibilità a tantissime persone di cambiare la propria vita, insomma. E quindi siamo finiti in Islanda un po' così, un po' per caso, e ci siamo restati coscienti. E voi adesso avete un'attività, ce la descrivi un attimo? Sì, non è stato semplice ovviamente, perché trasferirsi in un luogo che non conosci, dove non conosci nessuno, con una lingua completamente diversa, e arrivare ad aprire la propria attività è stato un percorso abbastanza lungo e laborioso alle volte. Comunque siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Adesso finalmente 3 anni fa siamo riusciti ad aprire il nostro ostello, che è un ostello guest house,
si chiama Paradise Cave Hostel, è in un ambiente naturale stupendo, con una cascata alle spalle e diciamo molto isolato dal resto del mondo, quindi anche la comunità è molto piccolina e appunto dopo che abbiamo un po' ingranato con la nostra propria attività per la prima volta, a marzo di quest'anno, del 2023, abbiamo deciso di aprire il primo focolare, anche grazie a Leti Friuli nel Mondo che ci ha dato una gran mano in questo, per fare un po' di comunità e per offrire un po' qualche possibilità in più a magari persone che vengono dal nostro stesso contesto, senza dover passare attraverso tutte quelle grandi fasi e quelle grandi sfide attraverso cui magari siamo passati noi, insomma. Lucia, tu di dove siete originari esattamente? Io sono di Bressa di Campoformito e il mio compagno è di Gonars. Ah, bene, ok. Allora, tu dicevi, io ho fatto servizio civile europeo, un sacco di questi progetti e questo è un pochino il tema dell'evento che vi vedrà tutti impegnati il prossimo 21 dicembre al Centro Culturale Paolino d'Aquileia. Il tema della mobilità internazionale, il tema di fare delle esperienze in qualche modo guidate, di avere insomma delle possibilità di conoscere il mondo, di avere opportunità lavorative, di conoscere nuove lingue, è qualcosa che attrae credo sempre più i ragazzi. Infatti il convegno che farete la mattinata è destinato soprattutto alle superiori. Mi pare di capire che ci siano già un centinaio di iscritti, Loris, giusto? Ci sono ovviamente studenti che arrivano dell'ultimo anno dei licei, dello Stringer, dell'Uccellis, del Paolo Diacono, quindi abbiamo tantissimi iscritti, abbiamo quasi esaurito tutti i posti, ci sono ancora pochissimi posti per chi vuole partecipare venendo da altre scuole. Relatori saranno degli importanti relatori, i primi relatori saranno proprio questi ragazzi, no? Che dimostreranno sul campo quanto le esperienze partendo dal Garage Erasmus, piuttosto da altre esperienze, l'Università di Udine, una grande grossa collaborazione, Alibaba, ne abbiamo diversi che presenteranno queste opportunità di lavoro, dare la possibilità, una visione più ampia a questi ragazzi di poter vedere il mondo con occhi diversi. La stessa esperienza che ho fatto proprio la scorsa settimana ad Adelaide è stata un'esperienza importantissima perché dopo la pandemia questo focolare aveva delle difficoltà a portare avanti l'attività. Si parla di un'attività di quasi 500 posti a sedere a livello beverage e food, quindi c'era la necessità di avere del personale che riprendesse in mano l'attività e da questa esperienza, da questo gruppo di lavoro, 2 anni fa, in modo particolare lo scorso anno, Giovanni Freschi, che ringrazio, ha creato un progetto, The Bridge, questo ponte che unisse i giovani friulani con l'Australia in questo caso, dando delle opportunità di occupazione vera e propria fin da subito, facilitando proprio queste relazioni per chi vuole sì fare, tra virgolette, l'anno sabbatico per andare a imparare la lingua, d'accordo, però avere la possibilità di andare a imparare la lingua ed avere subito un'occupazione di lavoro, che non è così semplice in Australia se non si è introdotti. E quindi questo tipo di attività permette a tantissimi giovani, tramite gli enti dei correggiani dell'estero, di fare esperienze e avere soprattutto una base, avere qualcuno che li accoglie, avere dei rapporti quasi familiari, avere non solo l'occupazione, ma avere anche la possibilità di fare tantissime esperienze e quindi da questo convegno, e il tema appunto di questo convegno è avere la possibilità di guardare con occhi diversi la mobilità professionale una volta usciti dalle scuole, quindi non essere chiusi nell'ambito nazionale, ma avere queste esperienze per poi decidere un domani cosa fare da grandi. Valentina, tu sei la coordinatrice tra l'altro di questo evento, quindi insomma ti chiedo l'importanza di creare eventi come questi e ti chiedo anche quanti ragazzi magari in questi anni in cui sei all'estero ti hanno chiamata per dire che dici, faccio un'esperienza, ci vengo, mi dai qualche consiglio? Beh, allora, cominciando da quanti mi abbiano contattato, diciamo adesso ultimamente un po' meno post-Covid. Sicuramente in passato almeno un paio di persone all'anno mi avrebbero contattata. Recentemente quest'anno ho aiutato una ragazza che veniva a fare l'Erasmus a trovare un alloggio temporaneo, perché il problema dell'alloggio qui è molto sentito. E in quel caso sono riuscita veramente a darle un tetto sopra la testa perché lei stava per rinunciare a venire. Per cui sicuramente è molto importante offrire un contatto e per quanto riguarda l'evento di per sé,
La cosa che mi ha spinto a proporre questa idea è stata l'idea che molte persone non conoscono tutte le possibilità a loro disposizione, perché oltre agli scambi di studio per gli studenti universitari ci sono tantissime opportunità appunto di carriera di vario genere, anche retribuite, ma anche degli scambi più brevi. È possibile poter andare all'estero anche per periodi di tempo più limitati e poter comunque insomma capire un po' come questo possa cambiarci. Certo, è importante riconoscere tutte le possibilità che si possono avere e sapere di poter contare poi su di voi una volta che si decide dove andare. Jacopo, a te qualcuno ti chiama per dirti ma ci verrei a Bruxelles, cosa dici, cosa mi consigli? Guarda, è capitato in più occasioni e devo dire che l'evento che avevamo fatto l'anno scorso a Udine, sempre organizzato da Valentina, era stato utile sotto questo punto di vista, perché da lì era nato qualche contatto con alcuni ragazzi che per l'appunto volevano trasferirsi e mi chiedevano un po' conto della mia esperienza. Giorgia, devo dirti in generale che tante volte i ragazzi magari sono trattenuti a Udine, nel senso che, come sappiamo, anche recentemente c'è stato una sorta di sondaggio o comunque una classifica che ha considerato Udine come la città più vivibile d'Europa, però io a questi ragazzi devo dire che comunque sì, è verissimo, a Udine si vive assolutamente molto bene, abbiamo una squadra di calcio in Serie A e tutta una serie di vantaggi. D'altra parte non bisogna dimenticare che in un mondo globalizzato come quello in cui viviamo, almeno un'esperienza di un periodo all'estero aiuta molto. Quindi tutti quelli che mi approcciano a questo riguardo, la risposta che ottengono è sempre quella di provare e per l'appunto di partire se si ha la possibilità. Poi c'è sempre tempo per tornare. Quindi la qualità della vita di Bruxelles è paragonabile all'ottima qualità della vita di Udine, ci stai dicendo, sì? Meno? Sì, Okay. di sì. Comunque Bruxelles è una città molto vivibile. In linea di massima ti direi, per l'esperienza che ho, forse anche più vivibile di Milano. Naturalmente Udine rimane sempre sopra. Questo Beh, facciamo. Devo dar conto di questo, non posso mentire. Sei ambasciatore della città e ti daranno l'onorificenza prima o poi, vedrai, ambasciatore di Udine. Torniamo invece in Islanda, perché attenzione, oltre a tutte queste possibilità, l'Erasmus, il servizio civile europeo, gli scambi alla pari, ci si può anche andare a lavorare all'estero, per esempio da voi, Lucia, giusto? Per esempio. Sì, abbiamo già cominciato a reclutare le vostre giovani menti. Nell'anno passato sono state 5 persone dal Friuli che sono venute a lavorare con noi. E quest'anno abbiamo già assunto, diciamo, per la prossima stagione estiva 2 ragazze da Cape Town, sudafricane, di friulane di seconda generazione, 2 ragazze molto giovani, prima volta all'estero, contesto completamente diverso, insomma, il Sudafrica non è proprio uno dei posti più sicuri e facili dove vivere, diciamo che non vince la classifica come Udine, e quindi insomma stiamo cercando di portare, di dare la possibilità a chi vuole e a chi ha un minimo di esperienza nel settore di venire a farsi un'esperienza e poi di decidere con i suoi occhi se fa per lui oppure no, insomma. Che bello tutto questo. Tu che le hai vissute queste esperienze, Lucia, le consiglieresti? Decisamente. Proprio sì, a tutti. Sì, quindi la qualità della vita in Islanda è pari alla qualità della vita a Bresta di Campoformido. Un po' di più forse in Islanda, dai. Sono paragonabili, dai, mettiamola così. Accettiamo di essere battuti dall'Islanda, cosa dite? Sì, accettiamo assolutamente di essere battuti dall'Islanda. Allora, ora li vediamo felici, li vediamo realizzati, li vediamo entusiasti e questa è una cosa che fa bene anche a noi, che siamo qui. Vi chiedo, siamo pronti qui in Friuli Venezia Giulia un domani a riaccoglierli, a creare le condizioni perché tornino qui? O non siamo ancora pronti per garantire loro tutto quello che trovano, tutte le possibilità che hanno dove in questo momento vivono? Chi vuole partire? La faccio a tutte e due la domanda. Rompo il ghiaccio. Innanzitutto un plauso a questi ragazzi perché sono molto, oltre che essere bravi, sono generosi perché mettono a disposizione il loro tempo per fare da facilitatori, oltre che essere ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nel mondo.
più che la domanda più corretta non è se noi siamo pronti a riaccoglierli, ma se loro sono pronti a ritornare, se hanno finito di fare la loro esperienza. Credo che è un percorso che deve ancora completarsi, chiaramente le porte sono aperte in qualsiasi momento, ma da dove sono adesso possono aiutarci a progredire con questo progetto e quindi a mettere in pratica quello che si è scritto nella Carta di Gorizia, per cui cercare di, lasciatemi il termine, rubare certi service che esistono all'estero per portarli in Italia e migliorare. Spesso con i ragazzi è stato sottolineato che un problema dell'Italia è che c'è tanta parte amministrativa, tutto un po' più lento. Loro invece sono entusiasti e credo che questo sodalizio possa aiutare poi a migliorare ancora di più il nostro bellissimo territorio, la nostra bellissima regione, che sarà in grado sia di riprendere loro a braccia aperte, sia anche di magari riportare nella terra dei loro nonni altri ragazzi che sono nati all'estero. Luisa, che dici? Ma io volentieri direi avremo bisogno dell'esperienza, della competenza, di tutto questo patrimonio che non dico ci siamo lasciati sfuggire, però in parte anche sì. È chiaro che noi possiamo fare da portavoce, possiamo chiedere alla politica, all'industria, a chi può effettivamente incidere in questa regione e in Italia in generale per poter offrire, non dico le stesse cose, la parità di trattamento economico, di riconoscimento di carriere e tutto il resto, però sicuramente una possibilità, ecco, una possibilità in più, non una tantum, ma proprio strutturale. Diciamo, da una parte non è che sia sinceramente molto fiduciosa che questo possa avvenire succedere nel breve, vero? Ecco, sì. non so. E in più, dall'altra parte, mi dico anche, tutto questo che stiamo facendo non deve essere interpretato come un invito ad andare per restare. È bene fare delle esperienze all'estero, è bene provare, sperimentarsi e acquisire competenze. Quello che noi stiamo facendo non è spingere per andare all'estero, è cercare di far capire alle persone e ai ragazzi in questo tempo in cui è molto difficile orientarsi, capire qual è la loro strada. Ecco, quindi se questi giovani che sono all'estero possono aiutarci in questo, è il momento giusto, perché io lavoro nella scuola secondaria di secondo grado e mi rendo conto di quanto i ragazzi oggi siano disorientati, sì. No? Abbiano bisogno proprio di capire chi sono, dove vogliono andare, di cosa sono capaci e come spendere le loro capacità, le loro qualità, le loro competenze. E in questo credo che loro generosamente stanno contribuendo. Ecco. Però a chiudere, diciamo, questo concetto in quale ovviamente condivido quanto avete espresso, essendo in contatto con tanti giovani che sono già da qualche anno all'estero, gli chiede: ma avete intenzione di rientrare? No? Purtroppo al rientro non trovano quella flessibilità nel lavoro che abbiamo qua in Italia, la meritocrazia che hanno trovato all'estero. All'estero ho visto ragazzi che sono stati pronti a ripartire lavando i piatti e poi in pochissimi anni poi a essere magari manager di qualche azienda. Da noi non trovano questa flessibilità e quindi vedo che sono un po' titubanti nel rientrare. Cioè la peggior cosa mi ha detto: perché dover rientrare? No? E questo mi ha fatto rimanere male, quindi l'attività che noi dobbiamo svolgere come corrosione all'estero, soprattutto mapparli, sapere dove sono, perché abbiamo fatto anche un ottimo progetto, stiamo seguendo un progetto proprio adesso con la Danieli, che è una delle tante aziende che ha bisogno di ingegneri, ma anche di metalmeccanici, e abbiamo fatto un sondaggio, abbiamo richiesto in tutti i Furlangs diciamo, dell'Argentina, ne abbiamo avute decine e decine di richieste, di colloqui, però non centinaia.
come avrei presupposto, perché non trovano in Italia quella flessibilità che hanno in giro per il mondo, e quindi questo è uno degli strumenti che la nostra politica dovrebbe rimettere un attimino in moto per dare la possibilità di essere alla pari con gli altri paesi che li stanno ospitando, dove comunque i nostri ragazzi si stanno facendo ben figurare. Teniamo presente che sono oltre 1 migliaio i giovani che ogni anno escono dal Friuli Venezia Giulia per queste esperienze, sono tanti. E quindi noi dobbiamo cercare di sapere dove sono, accoglierli, richiamarli, ma dando quelle possibilità che trovano anche negli altri paesi. Esatto, e soprattutto, come diceva Luisa, probabilmente non riusciremo qui a garantire delle condizioni eque in tempo breve, però è giusto dare, voglio dire, a tutti delle possibilità di trovare la propria strada, e in questo senso avere loro che ti aiutano, avere voi che riuscite a mantenere i contatti e a far vedere in questi eventi quali sono le possibilità, credo che sia assolutamente qualcosa di importante. Insomma, trovare la propria strada è una cosa importante nella vita. Che poi quella strada torni indietro, che rimanga lì, ma comunque che ci sia un legame, credo che alla fine non sia la cosa principale, no? Però dare una mano affinché questi ragazzi che vanno via sentano la friulanità, il loro essere Friuli Venezia Giulia, la loro voglia di contribuire per la loro regione anche dall'estero, alla fine l'obiettivo è centrato in ogni caso. Chi di voi pensa di tornare un giorno? Alzi la mano. Va bene, ok. Ma ci siete utilissimi anche da lì. Verremo a trovarvi noi, va bene? Ok? Vi manderemo un sacco di ragazzi e va benissimo così. Capiamo assolutamente che poi quando vai ti fai una carriera e non c'hai voglia di rinunciare. È giusto così. Assolutamente, anzi dovete essere d'esempio un pochino per tutti. Allora, invitiamo Loris, rinnoviamo l'invito il giorno 21, sì, la mattina, Centro Culturale Paolino d'Aquileia in via Treppo. Ci sarà questo bel incontro sul tema della mobilità internazionale, ci saranno questi ragazzi, ci saranno tanti relatori, ci sarà la possibilità di informarsi per tutti i ragazzi che hanno voglia di provarci, insomma, ad uscire un po' dal Friuli. Le iscrizioni sono ancora aperte, chi vuole partecipare può tranquillamente mandare una mail a tutte le organizzazioni dei corregionali all'estero per iscriversi e partecipare dalle 10 alle 13. Quindi è un'occasione importante per i giovani che vogliono avere una visione più lontana rispetto alla nostra nazione. Bene, grazie per essere stati con noi, ci saremo anche noi ovviamente all'evento e ve lo racconteremo poi qui su TV12. Grazie e complimenti per questo lavoro che state portando avanti. Grazie a Loris Basso, grazie a Pamela Arabacce, grazie a Luisa Forte. E grazie ai nostri ragazzi collegati, a Lucia Odorico dall'Islanda, Valentina Settomini dall'Irlanda e Jacopo Piemonte da Bruxelles. Grazie mille ragazzi. Andi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti e grazie a voi per averci seguito. Buona serata.